Vitamina C è una sfilza di integratori ma anche farmaci veri e propri, tra i quali l'invermectina, un antiparassitario usato in campo veterinario per i cavalli, molto popolare nelle terapie alternative Novax. Questo foglietto con terapia e relativa posologia, pubblicato dal Gazzettino, è stato trovato in tasca ad un 90enne trevigiano malato di Covid, che così si è curato a casa fino a quando, per il peggioramento delle condizioni, è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso del Cafoncello. Ora è grave, in terapia subintensiva. Sul foglietto era indicato il nome di un medico della provincia di Padova, pare specializzato in rimedi naturali. C'è un medico che secondo me non è un medico, ma è un cialtrone, che siccome non ha il coraggio non scrive questi bigliettini su un foglio di carta da formaggio, perché così la chiamo, dando delle terapie a persone anziane, fragili, che hanno bisogno di essere curate in modo più serio e non sparare 10.000 farmaci così a caso, e che naturalmente queste persone, proprio perché sono fragili, sono anziane, di questo pseudomedico si fidano. Un episodio sconcertante, tra l'altro, a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione sull'Lancet di uno studio italiano che conferma l'inefficacia dell'invermectina per la cura del Covid. L'azienda sanitaria trevigiana ha presentato una segnalazione all'ordine competente. Abbiamo deciso di fare una segnalazione all'ordine dei medici di Padova, affinché l'ordine, nel momento in cui questo sia realmente un medico, prenda ovviamente i corretti provvedimenti nei suoi confronti.